Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di un tema che mi ha sempre affascinato, mi ha sempre in un certo senso stimolato a pensare a qualcosa e quel qualcosa io non riuscivo a capire. E me ne voglio parlare, condividere con voi. Praticamente 25 anni fa più o meno sono ancora cristiano evangelico chiaramente, no? Ma diciamo che ero entrato in una comunità cristiana evangelica e in un passaggio, penso, del Nuovo Testamento e meglio nell'Apocalisse, c'era un passaggio che diceva: saranno nelle grotte, cercheranno di morire, ma non potranno. Lo ripeto, più o meno diceva così. Saranno nelle grotte, cercheranno, imploreranno di morire, ma non potranno. E questo passaggio mi ha sempre un pochettino incuriosito, perché dicevo, ma com'è possibile che una persona cerchi di morire e non può? Cioè, praticamente soffriva così tanto questa persona che però non riusciva a morire e quindi l'unica via, l'unica fuga era la morte, ma non poteva. Questo è un passaggio più o meno, penso, nell'Apocalisse. Ma prima di iniziare questo, il vostro Marietto Veneziano, prima di iniziare questa prima, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Eldegard, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove sapete che adesso Marietto ha iniziato alle 11 di mattina le live sibille interattive gratuite per mezz'oretta, do delle risposte agli amici che si collegano nel gruppo di radionica, radiestesia e paralogia ed ermetismo. Il gruppo è stato fondato da Eldegard Marietto Veneziano. In più qui sotto abbiamo anche il link per arrivare a questo gruppo, ma anche il link del sito capitano.altervista.org, dove sapete che ci sono ormai 20 ebook da scaricare gratuitamente, dove c'è materiale radionico, radiestesico e anche di chirologia. Praticamente hanno già scaricato più di 150.000 ebook con tutte le istruzioni, gratuito. E ormai Marietto ha donato all'umanità circa dal 2015, diciamo così, 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici. È tutto targato Marietto Veneziano. In più abbiamo anche una sezione shop dove si possono tranquillamente comprare dei servizi di Eldegard Marietto Veneziano per chi pretende del materiale professionale. Bene, iniziamo a ritroso a parlare di questa scena. Voi immaginatevi un futuro, no? Un futuro. Qualcuno che cercherà dal dolore di andarsene, ma non potrà. E questo l'hanno scritto più o meno, facciamo anche 1500 anni fa, no? Perché voi sapete che la Bibbia, tira e molla, è stata costruita dopo 400 anni dalla famosa morte di quel tale, e quindi diciamo che cuci e ricuci, facciamo anche 1500 anni. Quindi c'era qualcuno che vedeva nel futuro e sapeva che qualcuno avrebbe voluto morire, ma non poteva. Allora, nelle mie esperienze di studioso di esoterismo, divulgatore anche in un certo senso, mi sono imbattuto in alcuni casi in cui ho visto persone, no? Ho visto persone che stavano male nella strada dopo essere andate via di qua, che con dei circuiti chiaramente benefici, riuscivano a scappare da questa gabbia. Quindi vuol dire che noi effettivamente possiamo aiutare persone che sono dall'altra parte. Quindi che cosa vuol dire? Fisicamente sono dipartiti da qui, ma sono in uno stato vibrazionale che hanno bisogno una spintarella per uscire, perché magari hanno fatto qualche marachella. Poi ho visto invece altri potentissimi, gente che quando se n'è andata mi hanno detto che aveva in banca, e non dico come, aveva raggiunto 85 milioni di euro tradotto, prima erano 85 miliardi di lire, tira e molla, no? E che li ho proprio visti con i miei occhi perché è venuto come si dice, un gruppo di esoteristi sponsorizzati da una casa editrice e mi ha fatto vedere dove erano questo gruppetto di 5, 6, forse anche 10, ne ho visti 5, che erano in un posto, in un basso strada, dove non riusciva proprio a tirarli fuori nessuno.
che proprio questi desideravano andarsene da lì, anche morire, no? Però purtroppo erano incagliati lì perché erano stati troppo buoni in questa vita. E quando venivano fuori da questo gruppo e venivano nella realtà così, effettivamente si vedeva che erano un po' ammaccati. Oppure di qui hanno fatto di quelle cose. Quindi mi viene sempre in mente quella, quella frase nella Bibbia in cui cercheranno di morire ma non lo potranno. Quindi il mariotto vi ha già dato delle belle dritte per poter aiutare dei vostri parenti trapassati, amici, anche invece di questa vita, che possono essere magari messi nella croce cosmica, messi nell'amore universale, messi in vari circuiti che una spintarella a salire la danno sempre. Non è che alzano di Bovis, ma tolgono queste spurie. Appunto in un gruppo misterico noi avevamo una veggente che ha visto che una persona che era amica di uno del nostro gruppo si era liberata da questo posto. Invece quegli altri di cui vi ho parlato, che mi hanno fatto vedere questi esoteristi di questa casa editrice, quelli non li togli proprio nessuno, proprio perché è impossibile riuscire a proteggerli, proprio perché nella vita hanno creato un karma così pesante che in quel caso lì la Bibbia, diciamo, aveva ragione. Quindi questo per dirvi, no, questa piccola pillola per dirvi che al karma purtroppo non si può sfuggire. Se tu mi stai ascoltando e sei uno di quei furbetti del quartierino che non guardi la luna ma guardi la mascherina, incominci a pensare di farti un'assicurazione contro gli incendi. Grazie caro amici, alla prossima, ciao.